Rai.it. Zaia proroga l'ordinanza restrittiva fino al 13 aprile, obbligo di guanti per tutto, accessi scaglionati pure ai mercati o chiudono garden center solo a domicilio. Attivate dalla ULSS 3 Serenissima le unità speciali per trattare le persone coinvolte dal Covid-19 a domicilio, pronte a partire la prossima settimana per affrontare la patologia a casa. Coronavirus, ecco come chiedere i buoni spesa a Venezia. Brugnaro e Venturini presentano le modalità di erogazione. Dal lunedì 6 attivata la piattaforma per la richiesta. Chiederò al governo un documento per la specificità di Venezia, così il sindaco Brugnaro annuncia la richiesta speciale che inoltrerà per la laguna a Roma. È scontro a distanza tra Pierpaolo Baretta, candidato sindaco per Ca' Farsetti del PD, e il primo cittadino Luigi Brugnaro nella diatriba politica, pure i temi dell'emergenza Covid-19. A Mira, partita da oggi con il porta a porta, la consegna dei buoni spesa per le famiglie in difficoltà per l'emergenza del Covid-19 grazie ai volontari della Protezione Civile. Mostra del cinema di Venezia per ora confermata, ma con la situazione di casa preoccupa anche quella internazionale del contagio. Per la conferma bisognerà attendere il mese di maggio. Buonasera e ben ritrovati, edizione veneziana dei nostri telegiornali. Dunque l'avete sentito dai titoli, in primo piano però il bollettino, il consueto bollettino regionale arrivato proprio qualche minuto fa. E sono 1598 le persone ricoverate. Vediamo subito questo numero perché sono meno 31, un dato finalmente negativo di persone ricoverate in ospedale. Sono invece più 117 le persone risultate positive nel Veneto, con un 9.177, nel veneziano sono 1.125, quindi la quota delle persone positive, 4.409 le persone in isolamento domiciliare, sempre in provincia di Venezia. Dobbiamo purtroppo registrare sempre un numero troppo alto di decessi, più 23, di cui 3 sono a Mestre, 3 a Dolo e 1 nella casa di Cula Rizzola a San Donà di Piave. E dalla mezzanotte, lo avete sentito dai titoli, dalla mezzanotte entra in vigore la nuova ordinanza regionale, prorogate fino al 13 tutte le misure restrittive, ma ci sono anche delle novità, maggiori prescrizioni per i mercati alimentari, mascherine e guanti obbligatori per chi fa la spesa. Chiedo ancora sacrificio ai veneti, sacrificio che secondo me diventa un grande investimento. E le terapie intensive sono il grande pericolo, dobbiamo mettere in sicurezza soprattutto le persone fragili e deboli, ovvero i candidati ideali di questo virus. Chiede ancora un sacrificio ai veneti Luca Zaia nel rinnovare e potenziare l'ordinanza delle restrizioni. Dalla mezzanotte al 13 aprile, ecco quindi le nuove misure che vanno a integrare quelle nazionali. Il provvedimento arriva nelle ore in cui si comincia a intravedere un'inversione di tendenza. È il primo giorno che i dimessi superano i ricoverati, siamo 1031 dimessi. Trend che dà speranza ma che non autorizza a mollare la presa, anzi resta per questo la chiusura dei market la domenica, mentre c'è un chiarimento sui mercati alimentari all'aperto che possono tenersi solo con l'adozione di un apposito piano da parte del sindaco. Nel caso di mercati all'aperto devono essere perimetrati, quindi o transennati o nastro, in maniera tale che ci sia la presenza di un unico varco di accesso e uno di uscita. Quindi se sono su una piazza, noi abbiamo anche valutato l'idea di chiuderli, però ci sembrava un brutto segnale e un disservizio ai cittadini, soprattutto pensiamo ai pensionati o quant'altri, che magari anche nei paesetti, potrei anche citare un esempio, hanno solo quello per rifornirsi dell'alimentare. Per cui diciamo aperti, perimetrati. Non solo, venditori e compratori dovranno avere guanti e mascherine, questo varrà anche per i negozi al chiuso. Obbligo per tutti gli esercizi commerciali anche all'aperto, lo abbiamo detto prima, di ammettere e far circolare solo soggetti con mascherine e guanti. Al supermercato si va con mascherina e guanti o comunque verificando la copertura di naso e della bocca. Quanto alle mani, l'auspicio di Zaia è che gli stessi venditori mettano a disposizione guanti usa e getta. Perché i guanti? Perché non stiamo parlando di alimentari, in generale
Il toccare il pacchetto di pasta e poi riporlo perché hai deciso di non comprarlo, il toccare un'altra confezione o quant'altro può veicolare il virus. Una specifica riguarda gli articoli di cartoleria all'interno dei supermarket che alcune catene finora non hanno venduto. Abbiamo i ragazzi che hanno bisogno di materiale di cancelleria per la scuola, vai al supermercato, è capitato anche a me 2 giorni fa, e trovi la parte di cancelleria con tutta la roba con i nastri con scritto questa merce non si vende, questa merce si deve vendere. Restano chiusi i garden ai quali è permesso effettuare consegne a domicilio. Le orticole devono essere consegnate per il semplice motivo che il cittadino rischia la multa andare a comprarsele, perché non è un motivo indifferibile. Guardate, abbiamo fatto una verifica giuridica, infatti forse è l'unica vera grande incoerenza è quella del garden aperto e del fatto che tu non puoi andare a fare l'acquisto perché comunque non è motivo indifferibile. La manutenzione delle aree verdi, pubbliche e private, è consentita per gli interventi più urgenti quando in ballo c'è l'incolumità personale e del patrimonio arboreo, anche delle aree turistiche. È il caso dei camping che si preparano per quello che resterà della stagione turistica. Un chiarimento atteso riguarda i famigerati 200 metri che dovranno essere calcolati in linea d'aria. Abbiamo specificato anche un aspetto che è il raggio 200 metri, perché ho visto dei verbali che dicono sì, è vero che era 200 metri di casa, però doveva fare 400 metri di stradina per arrivare a casa. Cioè capivo, se uno calcola anche se uno deve saltare i fossi non finimo più. L'ordinanza è stata trasmessa a tutte le prefetture, mentre i proventi delle sanzioni confluiranno sull'IBAN della Regione per l'emergenza Covid-19. È finita l'emergenza coronavirus, si riapre il fronte dell'autonomia, così Zaia risponde a chi in queste ore sta chiedendo di riportare la competenza della sanità allo Stato. Se qualcuno vuole azzardarsi a mettere in discussione il nostro modello sanitario, noi ci mettiamo 2 secondi a far rispondere il popolo. E sapete come? Chiederemo ai veneti se vogliono essere curati da Roma o dal Veneto. Faremo un bel referendum, così avranno la seconda risposta, visto che una gliel'abbiamo già data il 22 ottobre del 2017. Pronto a dare la parola ai veneti se qualcuno metterà in discussione la competenza regionale sulla sanità. Questo è il nuovo fronte di tensione tra forze del governo nazionale e regione sulla partita attualmente più delicata, quella della salute. A provocare un mezzo terremoto politico si intende le dichiarazioni di Andrea Orlando, vice segretario del Partito Democratico, e Vito Crimi, capo politico ad interim dei 5 Stelle, convinti che la sanità debba ritornare allo Stato. Il messaggio da Venezia è sintetico, ma piuttosto chiaro. Resti chiaro che con l'ultimo paziente di coronavirus dimesso si rinizia con l'autonomia, che non ci sia qualcuno che pensa che è finita qui. E un nuovo fronte, rientrato in parte nel corso della giornata, si è aperto tra Veneto e Puglia, complice un'ordinanza emessa dal governatore emiliano con cui andava a requisire 2 dei 4 macchinari prodotti dalla società barese Masmec e destinati al Veneto per l'esecuzione dei tamponi. La reazione di Zaia era stata immediata. Se è così ricostruiremo, ma senza volontà di belligeranza, ma semplicemente per un fatto di giustezza nei confronti dei veneti. Cercheremo di ricostruire la storia di queste macchine, capiremo a chi erano dedicate, perché se erano dedicate alla sanità del Veneto posso garantire che vado a prendermele di persona. Nel primo pomeriggio è stato lo stesso Emiliano a chiamare Zaia per dire che è stato trovato un accordo con la ditta e che ci sono macchinari per tutti. Tensione quindi rientrata, mentre si guarda anche al fronte economico-produttivo e al piano di ripartenza, seppure graduale, delle attività. L'ultima parola anche qui spetta alla scienza. Io tifo perché si possa ripartire. Del resto, per giustificare un'altra chiusura ai cittadini e un'altra restrizione bisogna che ci siano dati epidemiologici che lo giustifichino, ma questo ce lo dicono gli esperti, non lo posso dire io. Continua il monitoraggio dell'ULSS Serenissima nelle case di riposo, il punto con il direttore sanitario Giuseppe Dal Ben. Abbiamo iniziato il nostro percorso con lo sviluppo appunto del piano tamponi, che ha portato fino ad ora a esaminare ben 100 persone tra ospiti di case di riposo e operatori che lavorano all'interno delle stesse. I risultati finora sono quelli di 24 ospiti trovati positivi, 3 ospiti positivi hanno dovuto purtroppo ricorrere alle cure dell'ospedale. Tra gli operatori dobbiamo dire che 23 sono risultati positivi, però nessuno degli operatori ha dovuto ricorrere alle cure ospedaliere.
Accanto a questi numeri di persone positive tra operatori e ospiti abbiamo poi un certo numero di persone che sono state poste in isolamento perché venute a contatto con i casi. Sono 77 ospiti e ben 38 operatori. Contemporaneamente sono state attivate le USCA, le unità speciali per trattare le persone coinvolte dal coronavirus a domicilio, pronte a partire la prossima settimana. L'obiettivo è cercare di non far arrivare in ospedale cittadini che possono affrontare la patologia a casa in tutta sicurezza. Un dato importante riguarda poi le nuove assunzioni. Abbiamo assunto 104 persone tra medici, infermieri, biologi, tecnici di laboratorio, operatori del Dipartimento di Prevenzione, autisti di idroambulanze e così via. È un numero importante, 104 appunto persone, che vanno ad affiancarsi alle 7.500 persone che già lavorano all'interno dell'azienda. Continueremo a ricercare persone che vogliono appunto lavorare con noi per garantire al meglio il servizio all'interno delle nostre strutture sanitarie. Presentate questa mattina dal sindaco Brugnaro e dall'assessore Venturini le modalità di erogazione dei buoni spesa a sostegno dei nuclei familiari veneziani in difficoltà. Dal lunedì 6 aprile sarà pubblicato sulla piattaforma online Dime del Comune di Venezia il modulo per richiedere i buoni spesa, fino alle ore 12 di martedì 14 aprile. Le modalità sono state spiegate questa mattina dalla Smart Control Room. Senza alcun tipo di onere particolare, quindi non si richiede lo SPID, non si richiedono timbri, marche da bollo, non si richiedono di allegare documenti particolari, eccetera. Basta il codice fiscale, i dati anagrafici. Uno accede dal computer, si clicca sul link, viene fuori una schermata molto evidente in cui si deve inserire nome e cognome, codice fiscale, poi dovranno indicare di non essere in alcune condizioni. Allora, sono condizioni volutamente molto ampie perché noi vogliamo anche in qualche modo affidarci, dare fiducia alla nostra cittadinanza, invitandoli però a far domanda ovviamente a chi ne ha veramente bisogno. 1.375.000 euro messi a disposizione dal governo. Il milione sarà sfruttato per l'emissione dei buoni spesa, il resto per l'acquisto di derrate alimentari. Vogliamo darli a chi ne ha veramente bisogno con una procedura che sia tracciabile, che sia oggettiva e che consenta di andare a vedere il vero disagio. E sono risorse che noi impiegheremo attraverso 3 pilastri: rafforzamento dei servizi sociali ordinari, aiuto al terzo settore che aiuta la città, il mondo cattolico, il mondo delle parrocchie, il mondo della solidarietà, del volontariato, degli empori, e un pilastro significativo che è anche l'elemento più di novità, questa call a cui risponderanno le persone colpite dal coronavirus, dimostrando e dichiarando di essere in difficoltà estrema a causa del coronavirus, a cui corrisponderà l'erogazione, previa verifica dei requisiti, di questi buoni spesa. Sono buoni che verranno stampati ad hoc solo per il Comune di Venezia, avranno un valore di 50 euro ciascuno e è nostra idea consentire al cittadino di spenderli in tutti gli esercizi commerciali e supermercati che aderiranno a questa nostra proposta. La scelta è di rivolgersi non solo alla grande distribuzione ma anche al piccolo commercio. Perché ci piaceva insomma anche consentire loro, come quasi a ringraziarli dell'impegno che stanno mettendo in queste giornate particolari, e devo dire che c'è stato un momento in cui il piccolo commercio in questi giorni sta dimostrando la sua bellezza e la sua importanza, con le consegne a domicilio, con un contatto molto ravvicinato con la popolazione, conoscendo le esigenze di tutti e di ciascuno, e questo atteggiamento deve essere premiato da parte dell'amministrazione comunale, evitando di dare tutte queste possibilità di accreditarsi coi buoni solo ai supermercati come altre città hanno fatto. A noi interessa invece un rapporto particolare e privilegiato col mondo del piccolo commercio. Durante la videoconferenza è stata annunciata l'apertura del conto corrente solidale, viste le numerose richieste da parte di chi intende elargire risorse. I buoni saranno un aiuto anche per chi fino a un mese fa non sapeva che non avrebbe lavorato. Si tratta del settore turistico messo letteralmente in ginocchio. Il sindaco Brugnaro presenterà al governo un importante documento. Abbiamo purtroppo la convinzione che se non si finanzierà la cassa in deroga, la cassa integrazione per il settore turistico, cioè specificatamente per il settore turistico, in maniera determinante,
il rischio è che alcune persone che non erano per nulla in stato di povertà avrebbero iniziato la stagione turistica fra poco. Parliamo anche di tante professionalità che spesso non si ricordano, penso alle guide turistiche, ma piuttosto che al portabagagli, piuttosto che anche soltanto agli Angels di Piazza San Marco, cioè attività che normalmente negli anni si fanno e hanno avuto sempre la massima dignità. A fianco a questo ci sono altre attività collaterali più o meno qualificate o più o meno segnalate, non so, penso ai sostituti dei taxi, piuttosto che a personale imbarcato sui lancioni, piuttosto che anche lì al mondo del portierato, piuttosto che degli aiuti in cucina, una serie di persone che quest'anno non troveranno lavoro. E allora se il governo accetta questa nostra idea di dare una crisi specifica, un'occhiata specifica al settore del turismo, noi riusciamo a ottenere quella cassa in deroga almeno per 12 mesi. Il governo deve fare la sua parte per aiutare Venezia, colpita pesantemente più di altre città nel settore turistico. È chiaro il sindaco Brugnaro che annuncia la presentazione di un documento. La grande sberla, diciamo, sul turismo sarà da capire bene. Prima ho fatto una conferenza stampa con tutte le categorie, proprio i presidenti delle categorie più grosse, e c'è da costruire un documento che poi verrà fatto girare a tutti, che arrivi al governo per parlare proprio della specialità veneziana, perché anche soltanto i trasporti acqui da noi sono qualcosa di completamente diverso dal resto. E noi così non ci rialziamo, cioè nel senso che abbiamo bisogno di almeno 12 mesi per ripartire con l'industria turistica, per cui c'è un bisogno essenziale di una comprensione da parte del governo di questa specialità, e presenteremo documenti, presenteremo conti. Sulla cassa di integrazione in deroga, così come per altri temi, come per l'erogazione dei buoni spesa, è scontro a distanza tra il sindaco Brugnaro e il suo prossimo sfidante per la corsa Ca' Pierpaolo Baretta. In questi giorni Brugnaro, insomma, come alcuni sindaci, ha parlato del fondo per i comuni come di briciole. Lei cosa dice? Ma lo trovo anche irriguardoso, devo dire, perché che i soldi non bastino è evidente e lo sappiamo tutti. Però il sindaco Brugnaro ha fatto anche un calcolo volutamente strumentale quando ha detto che ci sono 5 euro a testa, ma queste risorse non sono destinate a tutti i cittadini e a tutte le famiglie, sono destinate alle famiglie che ne hanno bisogno. Così il fondo chiaro, circostanziato e diretto del candidato sindaco per Venezia del PD Baretta nei confronti del suo prossimo avversario politico Brugnaro. Partito troppo tardi con gli aiuti dei buoni spesa per i veneziani, nonostante avesse già incassato i proventi del governo, l'accusa. E quindi sono ben di più di queste briciole che sono state annunciate. Certo, noi stessi abbiamo detto per prima che bisogna metterne ancora e poi devo dire la verità, io spingo perché si superino i ritardi. Il comune di Treviso, il comune di Padova, dico per dire che non c'entra la politica, no? Sono due amministrazioni di colore diverso. Padova ha già cominciato a erogare, Treviso ha già stampato i buoni. Quindi non mettiamo su cose complicate, la gente ha bisogno subito, non tra un mese. Temi che saranno certamente argomento della prossima campagna elettorale in vista della chiamata alle urne a decidere chi siederà alla regia di Ca' Farsetti, con una data già approssimativa. Per la fine di autunno si parla di una finestra che va dal 15 ottobre al 15 di dicembre. È una data che dovrebbe consentire, dopo aver terminato l'emergenza, anche di poter affrontare quella che è l'essenza di una campagna elettorale. E infine la risposta di estensione alla cassa integrazione anche per il settore turismo, con il nuovo decreto Cura Italia d'aprile che il governo vorrebbe chiudere prima di Pasqua. C'è un allargamento della platea, ma anche un aumento del tempo di utilizzo. A Mira partita la consegna dei buoni spesa per le famiglie in difficoltà per l'emergenza da Covid-19. Il comune di Mira è partito con la consegna dei buoni spesa. Nei primi 2 giorni della settimana già arrivate quasi 200 richieste di informazioni al numero telefonico e all'indirizzo mail dedicato. La protezione civile sta portando casa per casa i buoni alimentari. Come abbiamo organizzato il servizio?
riceviamo attraverso un numero di telefono e una mail dedicata alle richieste dei cittadini, vengono valutate da un'equipe dei servizi sociali. I beneficiari di questi buoni spesa dovranno sottoscrivere una certificazione che li vincola, tra le altre cose, a non acquistare gratta e vinci, superalcolici e tabacchi. Una cosa fondamentale, i buoni non sono cedibili, quindi non si possono dare ad altri. Ovviamente ci saranno i controlli per garantire un equo utilizzo di questi buoni. Un grande ringraziamento al lavoro degli uffici del sociale, dell'ufficio del commercio e a tutta l'amministrazione che fin da subito, una volta ricevuti i soldi dal governo il lunedì, quindi pochissimi giorni fa, si è data da fare e quindi siamo pronti a partire. Buoni che potranno essere usati nei negozi del comune senza distinzione tra piccoli, medi e grandi, in particolare presso strutture alimentari e negozi di vicinato. Mostra del cinema per ora confermata, ma con la situazione di casa preoccupa anche quella internazionale del contagio. Per la conferma bisogna attendere il mese di maggio. La 77esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia è per il momento confermata al Lido dal 2 al 12 settembre, ma è innegabile che la situazione della pandemia a livello mondiale stia creando preoccupazione anche nello scenario internazionale del cinema ed è seguita in Laguna con una certa apprensione. Il direttore della mostra di Venezia, Alberto Barbera, ha interrotto gli spostamenti, ma resta sereno più che mai al lavoro da casa e rassicura gli animi. Io sto lavorando, ricevo tantissimi link di film per la selezione del Festival di Venezia, vuol dire che nessuno si ferma, vuol dire che siamo speranzosi, che tutto si risolverà nel giro di qualche settimana. La mostra del cinema per fortuna è prevista a settembre, quando il coronavirus sarà, speriamo, soltanto un bruttissimo ricordo, però felicemente risolto. La preoccupazione comunque c'è anche per la mostra di Venezia. Il Festival di Cannes, da parte sua, ha già annunciato lo spostamento in avanti da maggio, potrebbe slittare a fine giugno, ma anche addirittura per quest'anno saltare. Venezia rimane ancorata al suo festival, ultimo baluardo di un 2020 catastrofico per il turismo. Potremmo ritrovarci insieme all'appuntamento più amato dai veneziani, che è quello con la mostra del cinema, che quest'anno coinciderà anche con l'apertura della mostra di architettura. La Biennale è nel cuore di tutti, non soltanto dei veneziani, e ci auguriamo che questo appuntamento di settembre possa funzionare anche come momento di ripartenza gioiosa, condivisa, legata alla cultura, che è quello che ci può salvare anche nei momenti più bui, più difficili della nostra esistenza. Un quadro più chiaro si potrà avere solo a maggio. La diffusione del virus potrà far fare delle valutazioni anche sugli spostamenti dei divi, attori e registi di Hollywood, ma i film da visionare già oggi non mancano. E da Venezia è davvero tutto, vi lascio come di consueto alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, arrivederci. Bentrovati al meteo. Una vasta area di alta pressione si espande progressivamente sul nostro territorio, tempo stabile con temperature in graduale aumento fino a valori tipici per il periodo. Il dettaglio di sabato 4 aprile. Sul Veneto sarà asciutto con ampio soleggiamento un po' su tutti i settori della nostra regione. Il cielo infatti si presenterà come di consueto sereno o al massimo con qualche velatura a carattere sparso. Clima via via più caldo con temperature minime tra 3 e 5 gradi, valori massimi compresi invece tra 16 e 19 gradi all'incirca. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, con sole prevalente ovunque e con precipitazioni assenti. Anche qui il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Temperature minime tra 4 e 11 gradi, massime tra 18 e 19. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà soleggiato anche qui, solo con qualche locale addensamento, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime intorno ai 4 gradi, massime fino a 19 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione e arrivederci.